Alla luce della riforma del sistema camerale che a fine 2016 ne ha modificato le funzioni, inizia una nuova fase per Unioncamere del Veneto. Punteremo a delle sinergie molto forti tra le Camere di Commercio e le Unioncamere, lavorando su due filoni specifici che sono da un lato le attività dell'Eurosportello, quindi il rafforzamento dell'attività di progettazione comunitaria portandola sempre di più sui territori, e dall'altro lato sulle funzioni associate. Abbiamo bisogno di mettere assieme delle risorse per liberare sia risorse finanziarie che di personale sui territori, e quindi Unioncamere diventerà un centro servizi su alcune attività affiancate appunto a quelle dell'Eurosportello. Un punto di riferimento per le imprese e il tessuto economico della regione, integrativo alle funzioni già svolte dalle Camere di Commercio della regione, che rafforza il coordinamento con la regione e un approccio sempre più europeo per cogliere le opportunità dei fondi comunitari come risorsa per l'intero territorio. Il nuovo corso punterà sulla regionalizzazione di servizi specifici. Più sinergia tra le Camere e l'Unione regionale. Questo è un elemento molto importante perché vede con l'insediamento del nuovo segretario, essendo un segretario operativo che viene da una Camera di Commercio operativa all'interno delle strutture regionali, quale elemento coagulante e rafforzativo del ruolo di Unioncamere. Ultimo esempio che posso dare è l'accordo che abbiamo fatto con la Regione sull'internazionalizzazione e sul turismo. Questo è un elemento chiave per far sì che la Camera di Commercio, tramite Unioncamere del Veneto, sia protagonista dell'economia, sia quello strumento per arrivare alla comunità europea, per portare a casa finanziamenti. Nel 2016 Unioncamere Veneto è stata accanto a 30.000 imprese, coinvolgendone oltre 3.000 in progetti e convenzioni e 1 migliaio in formazione, eventi e convegni.